Vorrei che veramente, carabinieri e magistratura vadano a fondo della situazione. Se questa ragazzina è stata aiutata da qualcuno, che si venga a sapere chi è stato, cosa è successo. Spero che il ragazzo stia meglio ovviamente e che parli, soprattutto dica quello che è successo, che venga fuori la verità. Ecco, questo è importante. Chiede si faccia chiarezza il prima possibile Andrea Favaretto, sindaco di una comunità preoccupata e sconvolta per l'aggressione che si è consumata nel piccolo parco pubblico di Via Soldati, dove una ragazza minorenne residente in zona ha coltellato l'ex fidanzatino 17enne di Ceggia nel veneziano, entrambi di origini nordafricane. Il ragazzo è ufficialmente fuori pericolo dopo attimi di spavento e il trasporto d'urgenza con elicottero al Cafoncello se la caverà in 2 settimane o poco più, mentre lei ora è accusata di lesioni personali, seppure in stato di libertà, con i carabinieri che stanno procedendo accanto alla procura dei minori. Quanto al movente, la ragazzina avrebbe reagito alla diffusione di alcune sue foto intime da parte del 17enne, scatti proibiti che non dovevano essere divulgati. Anche per questo non si possono escludere ulteriori conseguenze legali. Siamo molto preoccupati per questi ragazzi che risolvono le loro questioni in modo così cruento e violento e addirittura col pericolo anche di poter uccidere qualcuno, ecco. Resta da capire se i due si fossero dati appuntamento o se ci sia stata una sorta di spedizione punitiva con la ragazza supportata da qualche amico o conoscente dei complici. Insomma, quello che è certo è che i due ragazzini non fossero soli. Le nostre telecamere, poco dopo l'aggressione, hanno catturato un confronto accesissimo tra giovanissimi davanti il municipio, a pochi passi proprio da Via Soldati. Si parla di carabinieri e di una sedia scagliata. Non avevamo ragione noi perché lei ha fatto la sera. Ferma, lei non me la prende. Insomma, c'è un mosaico da ricostruire, anche per questo si stanno ascoltando possibili testimoni. Un ulteriore aiuto potrebbe arrivare dalla videosorveglianza pubblica e privata presente nel cuore di Salgareda. Intanto dal sindaco parte un appello più in generale. Abbiamo bisogno di grande collaborazione da parte delle famiglie, i genitori che siano molto presenti, che aiutino questi ragazzi